Signor Litterio, la prego. Io. Sì, perché chiude lei. Anche se devo far vedere un libro. Ci volevo solo dire sulla storia della nazionale di calcio cantanti. che sì. l'altro giorno ho sentito che hanno raccontato una barzelletta che io non l'ho capita però. Perché io faccio... Lei ha sentito una barzelletta e non l'ha capita. Siccome si ammazzarono dei risati tutto quanto, perciò ora Sì. io dico... O la capi io oppure la sapeste contare tu? Può essere. Vuole che l'aiutiamo? No, dico, la barzelletta è chista. Sì. Dottore De Mauro... Si rivolge al sindaco. Al sindaco Sindaco, Vito. ti prego, sei un amico, quindi cerca di aiutarlo. Se puoi, se non ti va, c'è l'assessore. Graziella, sì. che sono persone laureate. Beh, certo. Allora, a barzelletta è chista, c'è un marito e moglie. Marito e moglie. Sì. Sono in viaggio di notte. E già dopo gli ridevano. Perché c'è da ridere? Beh, certo, già il viaggio di nozze. Era in viaggio di nozze e lei, passando davanti a un negozio, dice: ah, che begli occhiali che ci sono, che begli occhiali che ci sono, che me li compri? Dice sì. Erano degli occhiali che avevano i vetri verdi. Vetri verdi? Questa si mette questi occhiali belli, così l'occhio mi riposa. Passa davanti a un negozio, che belle scarpe verdi, me li compri quelle scarpe verdi? E sto marito ci dice: no, guarda, non sono verdi quelle scarpe, che le scarpe sono gialle. E sta vedendo verdi tu perché hai l'occhiale. Sì. No, io voglio quelle scarpe che le vedo verdi, voglio quelle scarpe che le vedo verdi. Sì. Si è attaccato a queste scarpe verdi, va bene. In viaggio di nozze. Poi il marito fa passare tutti i capricci alla moglie, specialmente in viaggio di nozze. E cercate le scarpe. Vanno più avanti, vede un altro negozio, che bello vestito verde. Muccate sul bello vestito verde. Sì. Dice: io ho toccato il vestito, ma guarda che non è verde, il vestito è bianco. Sì. Dice: però, siccome siamo in viaggio di nozze, se uno lo vedi verde perché c'hai gli occhiali verdi, dice: toccato. Vabbè. E chi ti ridevano già. Cercate sto vestito. Sì. Poi cammina un altro negozio, che bella borsa verde, sì. La voglio quella borsa verde. Gioia, guarda che non è verde, la vedi tu verde, ma la borsa è gialla, siccome c'hai gli occhiali con i vetri verdi che tu la vedi verde. E te la compro, che siamo in viaggio di nozze. Viaggio di nozze. Si raccogliero in albergo, io si sfuggiavo. Sì. Allora, calmi, sono tornati in albergo e l'uomo si è messo in libertà, si è spogliato. No, si è spogliato proprio nudo. Io stavo cominciando a togliere le scarpe, perché ci sta gioia. Prima che mi scordo, levati le sto occhiali verdi, prima che ti pari in cetriolo e tu mangi. Non lo so, lei non l'ha capita, ma il pubblico sì però. Voi l'avete capita? Quindi due sono le cose. O su Bastasini. Ecco, o su troppo spetti, troppo intelligenti, non lo so. Ma scusi, fate l'applauso perché se lo merita. Ma scusi, a lei chi l'ha raccontata questa barzelletta? Uno. Scongiuruto. Vabbè.